Sempre più tempo di incontri e di campagna elettorale a San Donà, dove spunta un'altra lista, Viviamo San Donà Civica, che appoggerà la candidatura di Gian Silvio Contarin. Il gruppo si definisce come un'aggregazione di cittadini che amano la città ed il territorio e che intende offrire prospettive di crescita umana e sociale. Niente populismo, dicono i rappresentanti di Viviamo San Donà Civica. Ci definiamo come un incubatore di idee concrete da proporre alla futura amministrazione di San Donà. Vogliamo essere proprio un gruppo di persone a servizio dell'amministrazione per fare da garante che queste idee siano attuate all'interno della coalizione e sostanzialmente crediamo che le idee che noi abbiamo possano essere un elemento propulsore, un elemento anche di novità all'interno della città. Molti punti salienti del programma, ma al primo posto l'emergenza lavoro e le misure anticrisi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno morendo giorno dopo giorno. Tra le proposte il reperimento di fondi europei a supporto delle aziende locali nell'ottica di tornare a fare economia del territorio e la rivisitazione del carico fiscale pressante. I nostri punti di maggior forza saranno quelli di valorizzare tutte quelle attività produttive innanzitutto che tendono a sviluppare il lavoro, visto che è il primario questo tipo di problema in questa fase della nostra vita, e successivamente in questo integrazione da parte di soggetti che al momento sono ai limiti che hanno perso il lavoro perché in questa situazione non hanno altre opzioni oltre a quella di sentirsi emarginati e quindi cercare di creare tutte quelle situazioni che permettano una ripresa economica di quest'area del nord-est, del Basso Piave, di San Donà di Piave in primis. Ma la lista Viviamo San Donà apre le porte anche a uno sviluppo urbano, sia per quanto riguarda la viabilità che per ciò che concerne l'edilizia, con lo sviluppo di un mercato ecosostenibile e il minor consumo possibile. Le nostre proposte sono completamente concentrate sullo stop del consumo del territorio per nuove espansioni e sul favorire i principi di rigenerazione e di riqualificazione urbana di aree degradate che a San Donà ce ne sono parecchie e hanno bisogno di una sistemata. E per quanto riguarda i principi fondanti di queste rigenerazioni ci saranno di sicuro l'interesse e la valorizzazione per l'utilizzo di energie rinnovabili e di tipologie costruttive quali le architetture leggere o le zero emission house che potranno anche consentire degli sgravi dal punto di vista degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione per chi applica queste tecnologie. Come anche il rilancio del centro cittadino, accompagnato dal coinvolgimento delle frazioni del comune nell'ottica dell'attuazione di una città magnete che sviluppi e valorizzi i territori verdi e caratterizzati dall'attività agricola, in modo che tutto il territorio comunale possa esprimere le proprie potenzialità e diventare un polo di attrazione, il tutto perfettamente in sintonia con il programma del PDL.